Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi voglio avere un pensiero per i nostri piccoli ospiti. Chi sono? Sono i figli, i bambini, i ragazzini delle persone che decidono di trascorrere qualche momento qui a Valgrande. Infatti qui a Valgrande tutti i genitori che arrivano con i bambini troveranno per loro un posto adeguato, troveranno il loro seggiolone, ma potranno trovare anche il menù adeguato alle persone più esigenti, che sono i nostri bambini e i nostri nipoti. Infatti è sempre possibile chiedere la pasta corta, ovviamente realizzata da noi, con condimenti diversi, quindi i bimbi che sono abituati a mangiare la pasta in bianco la potranno trovare condita con il burro piuttosto che con l'olio, con il formaggio piuttosto che no, oppure potranno anche assaggiare la pasta con il sugo di pomodoro realizzato ovviamente da noi, ma non mancano neanche i condimenti a base di carne. Però qui a Valgrande non pensiamo solamente ai bambini, ma pensiamo alla totalità dei nostri ospiti che in questo periodo potranno assaggiare condimenti a base di zucca piuttosto che di radicchio. Infatti per questo fine settimana è possibile assaggiare le fettuccine con i cubetti di zucca e gli aghi di rosmarino o altri condimenti vegetariani, ma non solo, è possibile assaggiare anche i nostri bigoli con il ragù di corte o i risotti con le verdure di stagione. Completeremo le nostre proposte con i dolci fatti in casa ed è il momento di preparare il castagnaccio, che ovviamente in questo periodo è il dolce stagionale per eccellenza. Se siete curiosi di assaggiare le nostre proposte, io vi invito a venirci a trovare e mi raccomando, lo potete fare con tutte le vostre famiglie, bimbi compresi, perché qui a Valgrande sono sempre ben graditi. Ciao!